Buonasera, Vincenzo Graziano e il professor Bruno Siciliano. Allora, il professore sicuramente abbiamo due cose in comune, forse anche qualcuno in più. L'amore per i robot e l'amore per il Napoli, giusto? Allora, partiamo prima dei robot. La sua, diciamo, il suo legame con la fantascienza. Quando comincia? È cominciato nella mia adolescenza perché avevo una cara amica di mia madre, Wanda, che abitava nel palazzo, che mi regalava questi libri di fantascienza. Mi regalò dei libri, ho letto Io Robot di Asimov, più degli altri libri, insomma. Io, insomma, praticamente all'epoca ero studente delle scuole medie, quando avevo 11-12 anni, e iniziai a leggere questi libri in cui si parlava di cibernetica. Si parlava anche L'uomo positronico, cervello positronico, esattamente, me lo ricordo benissimo. E tra l'altro, diciamo, io avevo appena visto lo sbarco su Ballone. Avevo 10 anni, no, nel 70, nel 69, 70, avevo 10 anni a scuola media e quindi l'ho proiettato verso il futuro. Chiaramente avrei fatto studi di liceo scientifico perché ero bravo in matematica e fisica, però mai e poi mai avrei immaginato che mi sarei interessato di robotica. E la cosa è nata quasi in maniera occasionale, perché io quando ho preso la licenza liceale, poi mi sono iscritto a ingegneria elettronica e non a matematica e fisica, semplicemente perché era un po' il futuro, non esisteva ancora l'informatica, non c'era ancora il primo calcolatore. Ma io non ero uno spavento. ha a che fare con con quei belli stelloni là, le schede, Però le schede forate. le schede sì, Non mi invidio su questo. l'esame di programmazione con le schede perforate, non ricordo che uno andava a ritirare il listato e il pacchetto di schede che passavano dai calcolatori, mi ricordo. E poi dopo, col fatto che avevo un po' il mito americano, decisi di fare il dottorato di ricerca, che era stato appena introdotto nel sistema universitario italiano. E decisi di farlo unicamente perché io avevo il mito degli Stati Uniti. Cioè, Sarei voluto andare come studente universitario, ma all'epoca era difficile ed era proibitivo dal punto di vista economico per le condizioni. non era facile, Non era già non era facile all'epoca. comunque, Oggigiorno diciamo, anche... sì, esatto. Per cui veramente durante il dottorato di ricerca iniziai a occuparmi di robotica e ne rimasi assolutamente affascinato. folgorato. Poi dopo, più avanti, fino al dottorato di ricerca, sono stati 3 anni di stage, qua in 3 anni, perché nel frattempo è arrivato Diego Armando Manovati. Io ho visto il suo primo anno, 84-85. Quel giorno lo ricordo, Andai alla presentazione, quel famoso, diciamo, 5 giugno, 5 luglio, credo, così. E poi che cosa successe? Successe che io ero stato un anno in America, vado per difendere la mia tesi di dottorato e ho un'offerta di lavoro da una prestigiosa università americana, Georgia Tech, dove ero stato all'Atlanta. Che faccio? Io non avevo un lavoro, non avevo una borsa, niente. Però decisi di riabbonarmi in curva e vincevo il primo scudetto. E da allora Maradona per me diventò, diciamo, un esempio, un idolo da imitare, perché lui era venuto a Napoli. Napoli non era il Real Madrid oppure il Barcellona dove lui giocava e così via. E io ho detto da grande voglio emulare il fatto, diciamo, di poter raggiungere il successo, cioè di diventare qualcuno con la maglia del Napoli. Quindi è nata questa specie, diciamo, di sfida, diciamo, calcistica nel mio percorso professionale. Tra l'altro devo dire che poi, diciamo, visto che io poi mi sono interessato, cioè, intorno oggi si parla di robotica, di intelligenza artificiale, ma qual è il sogno della robotica? Di creare delle macchine intelligenti, una immagine e somiglianza dell'essere umano. guardi, c'è un famoso racconto di Mongai, Sì. attore italiano, che è il giocatore perfetto. Quindi l'hai creato. Io ho il giocatore perfetto, ho sempre visto Maradona, no? Mettiamo tutte le cose, input e cosa. Maradona. E da un punto di vista squisitamente antropologico, io poi ho capito, diciamo, man mano crescendo, vivendo a Napoli, no? Quindi crescendo come giovane, come uomo, come padre di famiglia e così via, ho capito che Napoli giocava un effetto positivo sulla mia capacità speculativa di fare ricerca in questo campo. Perché? Perché Napoli è un paradiso di umanità unico. Allora, se noi vogliamo creare delle macchine intelligenti
siano, diciamo, ispirate a una creatività. Che cosa c'è di meglio di ispirarsi a Napoli? Io ricordo che una sera lavoravamo nel 2012 a una proposta di ricerca per un grant prestigioso del Consiglio europeo della ricerca, e il tema della nostra ricerca, su cui noi avremmo costruito la proposta, era la manipolazione dinamica, che significa una manipolazione senza afferrare un oggetto, cioè in maniera non prensile, oppure senza diciamo, con oggetti che cambiano la forma, la dimensione, che sono oggetti deformati. Ordinando una pizza in laboratorio, io ebbi una visione, decisi che il benchmark del nostro progetto sarebbero state le fasi di preparazione di una pizza napoletana. I ragazzi erano come in laboratorio, professore, ci dissero queste parole, ci tirano i coppetielli appresso. Perché? Perché non è serio fare una proposta di ricerca e chiedere 2,5 milioni di euro per un robot che fa la pizza. Ma io in realtà, diciamo, la mia vera dote è quella di guardare oltre. Io avevo capito che questa era una sorta di espediente mediatico. Per altri sviluppo era già cresciuto, eravamo già noti, io ero già autore di libri adottati nel mondo e così via. Sarebbe stato un espediente mediatico per attrarre l'attenzione della grossa stampa, perché la pizza è fruibile da tutti. La pizza è quel nome comune che Verso, ciao, forse verso, pizza la esatto, verso Napoli. Quindi, tra l'altro, in quei 6 anni del progetto divenne anche patrimonio dell'UNESCO. Per cui prime pagine di giornali, la CNN, la BBC, il Times di Londra, Scientific American, per cui praticamente io utilizzai il progetto di ricerca, che era un progetto tecnico, per mostrare al mondo l'eccellenza del mio gruppo della robotica, grazie a Napoli. Quindi in effetti ho avuto la fortuna di legare, diciamo, le mie passioni, che sono Napoli e robot e Napoli, in una sorta, diciamo, di unisono, cioè nel senso che in qualche modo, e ci ho visto giusto, perché chiaramente il progetto è stato diciamo, di successo. Poi coinvolgemmo anche un maestro pizzaiolo napoletano del progetto, perché ovviamente c'è la parte, diciamo, della manualità, la parte artistica, perché questi sono lavori artigianali che vengono tramandati di generazione in generazione. In inglese c'è un termine che si chiama heritage, cioè la trasmissione del patrimonio culturale da una società alla nuova generazione, e il robot si è prestato a questo, diciamo, trasferimento diciamo, di cultura. E quindi niente, insomma, cioè, tutto sommato, diciamo, alla fine, diciamo, l'adrenalina che io provo nell'andare a lezione ogni anno con una nuova classe di studenti è praticamente pari all'adrenalina nel seguire il Napoli in trasferta. Io sono abbonato storico del 66, quindi ho perso solo quell'anno di Maradona perché io sono stato in America praticamente. Per cui devo dire, insomma, cioè, ho avuto la fortuna di coltivare le mie due grosse passioni, che poi in realtà io non ho mai capito dove finisce la parte di lavoro professionale e comincia la passione, o viceversa, perché per certi versi faccio il tifoso che segue così quasi come un lavoro. Pensa che una volta io ero a Monaco di Baviera per 2 riunioni di un progetto europeo, dal lunedì al mercoledì a pranzo e poi da giovedì a sabato mattina. Io ebbi il coraggio, il mercoledì, finito la prima riunione, di scendere a Napoli in aereo, non per una finale di Champions, ma semplicemente per la semifinale di Coppa Italia, Napoli-Siena. Il Napoli aveva vinto a Siena, quindi è l'amore. E poi fu l'anno che avremmo vinto la Coppa Italia battendo la Juve in finale con gol di Hamsik e Cavani 2-0. Per cui io scesi in aereo da Monaco col volo delle 3 dallo stadio. La mattina dopo risalì alle 6 e alle 9 ero al mio meeting a Monaco. Chiaramente avrei potuto vedere quella partita in streaming, no? Sul computer e così via, però io dovevo stare fisicamente con una. Per me, insomma, come si dice in Napoli, è una malattia. Sicuramente. Poi ha detto una cosa importante, ha detto la fantasia, la ricerca è sicuramente fantasia. Sì. E qual è il teatro migliore, il posto migliore? Assolutamente, proprio dal punto di vista antropologico, cioè nel senso che, cioè, voglio dire, cioè, è di ispirazione continua. Io una volta ho dato una definizione di Napoli, che poi è stata ripresa più volte. Napoli è una città che allena la complessità e stimola la creatività, non solo dei nativi napoletani, degli indigeni come me, ma anche di coloro che decidono di trasferirsi a Napoli e di crescere umanamente a Napoli. Perché? Perché è contagiosa, nel senso, io l'ho visto anche con amici. Io ho uno dei grossi maestri, che ora è un ragazzino di 92 anni,
è un ragazzino perché continua ad andare a quel raduno anti-global nel deserto dell'Arizona, Burning Man. Stiamo parlando di Bernie Roth, una delle figure più famose dell'ingegneria meccanica e della robotica mondiale, che ha 92 anni. Lui è stato uno dei miei mentori. Nel 2004 lui arriva a Napoli dopo un viaggio di un mese e mezzo nel sud Italia, tra Sicilia, Calabria e Basilicata. E io gli avevo consigliato anche tutti i posti. Arriva il 23 giugno del 2004 a Napoli, ospite a casa mia. Quando Bernie è venuto con la moglie, noi gli diamo la nostra camera da letto, proprio per l'affetto che mi lega a loro. E alla mezzanotte sentiamo dei fuochi d'artificio. Era la notte di San Giovanni e lui dice che è il loro anniversario di matrimonio. Io questa cosa la dovevo sapere perché c'è un convegno che in genere si tiene in quel periodo, quindi mi era capitato a altri festeggiamenti. Piccolo particolare, 50 anni di matrimonio. Si erano sposati giovani, loro sono del 36. Quindi praticamente siamo sposati a 20 anni, i due ragazzi dell'epoca. E lui mi dice, io vado a prendere una bottiglia di champagne perché a casa ce l'ho sempre avuto, ho detto anche ai miei figli bisogna avere una bottiglia di champagne, non si può mai capitare. Io ho avuto dei premi Le grandi occasioni, lo scudetto si apre una bottiglia di champagne, e quindi, per cui vado così e lui mi dice sono le nostre nozze d'oro. Noi abbiamo pensato di fare questo viaggio, ho detto ma tu lo devi dire, io ti portavo a un ristorante stellato. No, io con mia moglie abbiamo detto che lui gira tutto il mondo, non c'è posto migliore al mondo che passare le nozze d'oro a casa tua a Napoli. Io ora ho freddo in cuore, la pelle d'oca, ho pianto come un vitello. Io non ho mai avuto una dichiarazione d'amore da nessuno essere umano su questa terra quanto l'amore con questa dichiarazione di Bernie Roth. Ecco, per cui io all'epoca non ero andato da lui a Stanford, però ecco, insomma, la vita mi ha riservato queste emozioni che sono fortissime, che poi sono le emozioni che io cerco di passare ai miei figli e ai miei studenti. Io ieri sono stato in aula entrando col kilt, abbiamo visto tutti, li abbiamo visto tutti. alla McDomini e così via, ma in realtà io quello che voglio trasmettere agli studenti non è il fatto del tifo per il Napoli, perché poi ci può essere puoi tifare per il Napoli, puoi tifare un'altra squadra, non è importante, È la passione. è la passione, è la passione, è quello, cioè io diciamo so di essere contagioso. Perché? Perché io a mia volta sono stato contagiato da figure tipo Bernie Roth e così via, quindi e tra l'altro il fatto di poter trasmettere quello che io ho dentro, perché se io fossi andato all'estero avrei regalato, tra virgolette, tutto questo patrimonio che ho accumulato in questi anni a un'altra, per carità, a un'altra cultura, a un altro paese, a un'altra così. Ma perché non lo devo dare a Napoli, visto che io ho avuto tanto da Napoli? Il fatto che sia restato a Napoli e che io faccia quello che faccia è la maniera migliore di dire grazie a Napoli, all'Alma Mater Federico II e ai napoletani. Quindi non potevo protestare, cioè ci sono aspetti economici, aspetti professionali, però io sono contento della vita che ho fatto sinora. Allora, l'ultima domanda, insomma, abbastanza. Io recensisco libri. Una volta c'era questo romanzo in cui a Napoli era finita la malavita, non c'era più immondizia, non c'erano più problemi. E infatti appunto era fantascienza. Noi, il suo rapporto con la Napoli reale, eccetera, eccetera. Sì, no, mi ricordo che nel primo grosso progetto europeo che prendemmo, noi facemmo il kick-off meeting a Napoli a febbraio, che era l'ultima, che era 2008, credo, la crisi della spazzatura. Che sul giornale quotidiano tedesco era uscita una foto che poi scoprimmo che era stata ritoccata, che si vedeva praticamente dei cumuli di monnezza che partivano dal portone e finivano fino al balcone al primo piano. Certo. E addirittura, diciamo, i colleghi tedeschi ebbero a dire ma riusciamo a entrare in città? Chiaramente io organizzai questo meeting a Via Partendo perché il centro congresso Federico II, loro alloggiarono uno degli alberghi sul lungomare a tariffe ridicole perché Napoli era stata tagliata fuori dal turismo praticamente e si ricredettero, nel senso che certo, insomma, ci sono delle difficoltà che non... C'è una narrazione, ci sono dei problemi, però ma c'è anche una però narrazione. c'è anche una narrazione, perché devo dire che io ho avuto la fortuna di ospitare persone prestigiose all'università, a casa mia spesso e così via. Devo dire che insomma, io nel mio piccolo sento di aver rappresentato un ambasciatore, che così come all'epoca io ero colpito se andavo magari in altre città, in altri paesi,
e trovavo persone identitarie. Ecco, insomma, i miei amici, i miei colleghi attraverso me vedono, ecco, insomma, l'identità del napoletano buono, del napoletano colto, del napoletano educato, del napoletano così. Ed è questo che io voglio trasmettere, perché al di là all'inizio, quando io ho iniziato a girare per congressi, dice ma come? Napoli, pizza, mandolino, i soliti cliché, i soliti stereotipi, no? E così via. Per cui non sapevano che l'università è quella più antica laica del mondo, non sapevano che ingegneria in Italia è cominciata con Gioacchino Murat nel 1811 con la scuola di Ponti e così via. Ecco, insomma, questo insomma, è una cosa che vivo quotidianamente e che senza arroganza, senza presunzione, però in qualche modo, diciamo, devo dire che chiunque ha interagito con me ha colto questi aspetti e a questo punto questi amici, questi colleghi diventano a loro volta i migliori ambasciatori. Diventano napoletani, Diventano perché poi napoletani. napoletano non è una questione di nascita, è una questione di cuore. Assolutamente, assolutamente. Con un grande napoletano, un grande cuore, chiudiamo. Questo è stato un piacere. Piacere tutto mio. Grazie. Viva sempre Napoli. Sempre via Napoli e sempre forza Napoli. Sempre.